Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati. Siamo al Palarino di Sant'Agostino in provincia di Ferrara. È il giorno della finalissima di ritorno dei playoff di Serie B. Si affrontano Balca Poggese e Team Giorgione. È la gara di ritorno, per questo è la finalissima, perché al termine di questo match verrà decretata la formazione promossa in terza serie nazionale, ovvero in Serie 2. Allora, davanti ad un'ottima cornice di pubblico, va in onda di fatto quello che è il secondo tempo fra queste due contendenti, che nel match di andata hanno dato vita a una partita che definire spettacolare e altamente riduttivo, direi folle è stata la partita di andata. È terminata 9-8 per il club veneto, ovvero per il Team Giorgione, al termine di un'escalation incredibile di sorpassi e controsorpassi. La sagra del gol, 17 reti, ma in sostanza si riparte adesso in vista di questi 40 minuti col Team Giorgione che ha un solo gol di vantaggio. Team Giorgione, formazione biancorossa che quest'oggi vedete vestita di bianco con segni scuri ai lati dei pantaloncini, dalla parte opposta invece con la sua divisa nera e segni arancioni sulla muta c'è la squadra di casa, la Balca Poggese, che quest'oggi, caso è indisponibilità del Palavaricella, il suo abituale campo di casa, come è avvenuto anche nelle semifinali playoff, non può giocare lì nel suo recinto abituale. Si gioca quindi in provincia di Ferrara, al Palarino di Sant'Agostino. La voce che ascoltate è quella di Matteo Magnarelli. Come nel match di andata abbiamo recuperato ossigeno e fiato dopo i 17 gol di una settimana fa. Siamo pronti e diciamo anche speriamo di farvi vivere un match così avvincente e così batticuore come sabato scorso. Andiamo però alla lettura delle due formazioni. Ci sono poche variazioni, ma vanno ovviamente sottolineate. Partiamo dal Team Giorgione, squadra ospite, che si presenta in campo con il numero 1 Bastini, numero 2 Stefani, numero 3 Mufaddal, numero 4 Vecchione, numero 6 De Chiara, con il 7 Rosca, numero 9 Cachero, numero 10 Capitan Tilal, con il numero 11 De Generi, 12 Bianchi, 19 Leo Senna, numero 20 Bon, in panchina Mister Alemao. Risponde la squadra di casa, la Balca Poggese, con il numero 3 Bastelli, numero 1 Bentivogli, con il 34 Biondi, con il numero 96 c'è Di Mauro, con il 7 Gaglio, 26 Jimenez, numero 78 Capitan Calaia, numero 22 La Medica, con il numero 6 Pavan, con il numero 11 Quacquarelli, numero 23 Sandri e con il numero 10 Straface, in panchina Mister Andreic. Arbitri dell'incontro: numero 1 Manuel Rughetti della sezione di Aprilia, numero 2 Maurizio Barcio della sezione di Cosenza. Al cronometro c'è Fabio Cortese della sezione di Parma. Palla al centro, il calcio d'inizio è affidato alla formazione di casa. Sul pallone c'è proprio Capitan Calaia, pronto a dare il via a questa finale di ritorno al secondo tempo, fra virgolette, della finalissima playoff di Serie B. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Via, partiti nel match fra Balca Poggese e Team Giorgione. Ripeto ancora, parte con un gol di vantaggio la squadra ospite, il Team Giorgione, bianco vestita in questo caldissimo sabato pomeriggio 30 maggio, che scriverà la storia di una delle due formazioni che sarà promossa in Serie A2. Giro palla affidato alla Balca Poggese, con la palla in avanti a cercare Capitan Calaia. Il pallone è troppo lungo, allora si riprende direttamente dalle mani di Bastini. Lancio lungo a cercare Mufaddal, l'anticipo da parte di Straface, va al tiro da lontano il 10 della Balca Poggese. Pallone fuori, subito un paio di tentativi del quintetto di Velimir Andreic. Una storia nel futsal, in campo da giocatore prima e in panchina poi. In Italia ovviamente lo ricordiamo in particolare alla guida del Caos, il Caos che fu tanti anni di Serie A, tante partecipazioni alla massima categoria anche con Final 8 e tante soddisfazioni. Ora è restato in Emilia Romagna, lo ritroviamo in Emilia Romagna Velimir Andreic, ma appunto sulla panchina della Balca Poggese. 9-8 all'andata, diamo qualche informazione promemoria. Sancito con il gol decisivo e quindi quello più importante in termini di vantaggio che si porta dietro il Team Giorgione, realizzato a 17 secondi dal termine dal numero 4 Vecchione.
Una partita che ha sicuramente eletto come MVP da una parte e dall'altra, ne diciamo due. Jimenez in assoluto sicuramente il grandissimo protagonista, con 5 gol su 8 della Val Cappogese una settimana fa, ma non sono bastati per vincere o comunque sia portare via un risultato positivo dal Veneto. Dalla parte opposta invece Leo Senna, esperto giocatore, che ha messo a referto una tripletta, 2 gol su palla inattiva nel match di andata. Contributo pesante il suo nei 40 minuti disputati una settimana fa nel Palace di Tombolo, la Belboté Arena. Primo fallo del match, calcio di punizione per la Val Cappogese. Pallone sistemato con cura da Strafaccia, l'abbiamo visto anche nel match di andata e anche nel corso della sua importantissima carriera. Dotato di un ottimo tiro, sistema con cura la barriera Bastini. Uno fronte palla, uno scalato, pochi passi avanti la porta, la rincorsa di Straface, il destro e la palla si infila in fondo al sacco. Non è mai finita la partita di una settimana fa, perché dopo pochi secondi di questo match è già 1-0 sulla punizione vincente di Straface. Per la precisione sono passati solo 87 secondi, o se preferite 1 minuto e 27 secondi di gioco, e 1-0 la firma di Straface. Se queste sono le premesse, prepariamoci ad un altro giro di giostra, ad un altro circo come è stato a Tombolo 7 giorni fa. Jimenez sulla fascia in cui ha fatto Sfracelli appunto nella gara d'andata, punta salto l'avversario, palla per Calaia, si gira destro. C'è la deviazione provvidenziale a pochi passi dalla porta in calcio d'angolo. E si riparte allora dal corner per la Val Cappogese. Ovviamente il sole che filtra dai finestroni del Palarino di Sant'Agostino non aiuta il nostro cameraman, che ringraziamo per la pazienza nel gioco di luminosità e di contrasto per cercare di fornirci e fornirvi soprattutto immagini migliori possibili, ma quando il sole passa contro camera non c'è molto da inventarsi. Imposta l'azione il team Giorgione, che è partito in maniera timida. Vecchione, eccolo qua il match winner dell'andata, che però scivola, vorrebbe un fallo, non viene accordato. Rimessa laterale per la Val Cappogese. Calaia perde il pallone, poi lotta, arriva in suo soccorso Jimenez, come al solito punta Jimenez, un folletto di grandissimo tasso tecnico e rapidità. Salgono i primi cori dopo poco più di 2 minuti, è già 1-0 per il quintetto di Velimir Andrić. Imposta la squadra di Alemao, con Stefani che riceve sulla sinistra, subito pressato, prova il lungolinea verso Mufaddal, ma il pallone ha una traiettoria imprecisa, termina fuori in rimessa laterale. Si riparte da lì, dal tocco corto per Straface, contrastato da Mufaddal, sull'appoggio da parte di Quacquarelli, maglia numero 11, non c'era nel match di andata. Lo vediamo protagonista quest'oggi invece nella finalissima di ritorno. Massimiliano Quacquarelli, classe 1994, si difende insieme alla sua Val Cappogese in questo corner, palla fuori, il pallone torna indietro dai piedi di Leo Senna verso Bastini, lancio in avanti, Straface di testa, riaccomoda però per Leo Senna che ci prova col suo sinistro. Mufaddal lotta, cade a terra, si combatte, poi sguscia via il capitano Calaia, arriva fino in fondo, palla fuori. E subito match molto vibrante e quindi anche molto godibile. Le proteste di Mufaddal, con l'arbitro numero 1, quello lato panchine, ovvero Manuel Rughetti della sezione di Aprilia. Segno di intesa però, fair play, come nel match di andata, tanta battaglia, tanti gol, tanti contrasti, ma assolutamente sportività
garantita fra Team Giorgione e Balca Poggese. Vediamo se col passare dei minuti sarà ancora così, quando il cronometro alzerà l'asticella dell'ansia e della tensione. Speriamo non ovviamente oltre i limiti, seppure la posta in palio per queste due formazioni è la massima, dopo che in campionato hanno chiuso entrambe al secondo posto. Entrambe cercano in questo match il pass, il lascia passare per la Serie 2. Pallone alzato, c'è Kalaja a fare buona guardia, ruba palla però Mufaddal, può puntare e calciare, cerca l'angolino alto, non trova il bersaglio per questione di mezzo metro circa, mentre Bentivogli quest'oggi con la maglia numero 1 rilancia il pallone con le mani ancora verso Kalaja, suo l'ultimo tocco, di nuovo Team Giorgione che sta prendendo man mano un po' di fiducia dopo essere entrato in campo un po' timido e aver subito il gol dell'1-0 da parte di Strafacci. Si sentono le urla del mister a invitare alla pressione, ancora Mufaddal che lotta. Non si è creato subito un rapporto di grandissima amicizia fra lui e Maurizio Barcio della sezione di Cosenza, l'arbitro che vedete sotto la nostra postazione elettronica. Ancora Mufaddal che ruba palla, Leo Senna se lo allunga, voleva calibrare il tiro, non ci è riuscito. Kalaja contrastato, tiene la rimessa, siamo nella metà campo della Team Giorgione. Quacquarelli, tiro telefonato e comoda la presa quindi per Bastini, che lancia questo pallone altissimo nel vuoto perché non trova un appoggio comodo, allora per non incorrere in infrazione, in fallo di 4 secondi, la butta via. Rimessa laterale, Quacquarelli, Strafacci, ancora il lancio lungo. Il tema tattico l'abbiamo imparato bene nella gara di andata, per almeno 3/4 di partita la Balca Poggese ha giocato così, appoggio corto e lancio lungo. Poi nel finale la partita è letteralmente impazzita. Vi ricordo che il Team Giorgione era andata avanti 8-4, attenzione però al 2 contro 1, Kalaja, Jimenez, Kalaja non riesce a completare il triangolo e quindi la conclusione, ottima chance vicina al raddoppio la squadra di casa con Kalaja che non ha trovato l'impatto, la coordinazione migliore, contrastato anche da Leo Senna che ha avuto la peggio, lo vedete a terra con qualche fastidio al naso. Può sicuramente però tornare in campo. Ho notato anche tra l'altro che ormai 2 o 3 giocatori sono scivolati nel momento di accelerare repentinamente, come se il campo fosse appunto molto scivoloso. Vediamo se è solo un errore di Scarpini, una casualità, oppure se è un fattore di cui tenere conto da qui a fine gara. C'è in campo il numero 96 Di Mauro, eccolo qua che tocca il suo primo pallone del match. C'è anche la medica con il 22 che scappa via sulla destra, viene assecondato dal compagno ma l'assist è troppo profondo, si perde sui mattoni che vanno da parete alle spalle della porta di Bastini. Dopo essere uscito sul lato lungo, rimessa laterale effettuata, palleggia il Team Giorgione, pressione però della Balca Poggese molto molto forte, fallo qua su Di Mauro. Calcio di punizione per la Balca Poggese, attenzione allora perché abbiamo visto qualche minuto fa Strafacci può far male, ha fatto male, abbiamo visto un giocatore della Balca Poggese uscire e chi entra? Proprio lui, il numero 10, è il DS Strafacci. Ci riprova qualche metro più dentro il campo, nel cuore, quasi dritto al palo alla destra di Bastini che ne piazza ancora 2. C'è in primo muro De Generi, poi scalato un compagno. Rincorsa di Strafacci, stavolta è un assist il sinistro di Di Mauro che cerca l'angolino più lontano, non trova la porta per questione di centimetri, con la sfera che soffia vicino al legno e termina fuori. Lancio lungo adesso di Bastini, prova a distendersi il Team Giorgione, si lotta nel cuore della difesa della Balca Poggese, la palla schizza fuori e allora il palleggio di Bon che serve Vecchione, ancora l'imbucata per Bon, maglia numero 20, anche lui è entrato in campo da qualche istante. Prime rotazioni per i due allenatori, palla strappata
in questo caso da Tilal, verticalizza ma il pallone è troppo lungo, termina fuori. Interviene però il signor Rughetti per segnalare una scorrettezza. Sul lancio lungo evidentemente c'è stato un blocco, un gioco falloso in fase difensiva da parte della Banca Poggese. Calcio di punizione per il team Giorgione. Vedete il tabellone nella parte alta a destra del vostro teleschermo. 14:39 da giocare nel primo tempo. 2-2 i falli, 1-0 quello che più conta per la Banca Poggese. Ma attenzione al sinistro di Leo Senna. Siamo molto lontani, ma ci può provare Senna. La rincorsa di punta, tiro bifido. Palla che arriva dalle parti di Tilal. L'ultimo tocco è stato di Tilal, secondo il direttore di gara. Quindi rimessa da fondo per la Banca Poggese effettuata da Bentivogli, che con i piedi deve affrettare questa battuta. Non trova destinatari. Rimessa laterale e quindi De Generi con la maglia numero 11 appoggia per Senna, quindi si va sulla destra, ancora posizione di playmaker Senna, quindi De Generi cerca di puntare, saltare Di Mauro, missione fallita, tentativo di contropiede, palla che schizza da una parte all'altra, potenziali ripartenze da una parte e dall'altra, quindi Tilal non riesce ad incollare al terreno questo pallone scomodo. Rimessa laterale per la Banca Poggese, sempre avanti 1-0 quando siamo ormai entrati quando stiamo per entrare nel settimo minuto. Si arrabbia, lo vedete, De Generi sul lancio di Bastini. Recupera il pallone Bentivogli, chiama forse uno schema, lancio in avanti, pallone messo giù da parte di Gaglio. Quindi palla rubata dal team Giorgione, recuperata da Jimenez, cerca il dribbling, raddoppio su di lui, non si passa. Viene incontro la medica, Di Mauro di prima, buona azione della Banca Poggese, Gaglio non trova il tempo per calciare, ci prova da fuori, Jimenez, deviazione, calcio d'angolo per la formazione in maglia nera. Allontana il pallone Tilal, riesce a disegnare di fatto un assist per De Generi, che prova a girarsi, viene fermato ancora una volta, sta difendendo bene in questi primi minuti il team Giorgione, mentre scappa via la Banca Poggese, mentre scappa via sulla fascia Di Mauro, va al tiro, pallone fuori. Ancora qualche protesta e ovviamente devono intervenire i direttori di gara. Sentite anche in sottofondo il rumore del pubblico che ovviamente soprattutto sponda Banca Poggese si fa sentire. Il signor Barcio in questo caso va a redarguire verbalmente su ambo i fronti i giocatori delle due contendenti. Tentativo velleitario qua di la medica, gioco spezzettato in questa fase, si respira un po'. Di Mauro apre per Calaia, si accentra la medica, si fa vedere Jimenez, prova l'anticipo ma va a vuoto pericolosamente. Tilal se la cava col mancato controllo dell'avversario. Rimessa laterale già battuta, team Giorgione che prova ad affondare con Bon, palla fuori, il tocco di Vecchione, pensa al tiro, Tilal perde il pallone, scappa Di Mauro davanti al portiere, Di Mauro la manda fuori, la palla del 2-0. Ottimo break però di una Di Mauro che sembra beneficiare della sua grande rapidità in questa fase del match.
7 minuti e 40 sul cronometro, sempre 1-0. Senna per Bon, contrasto regolare secondo i direttori di gara. E allora il rilancio di Bentivogli, Calaia ottima la sponda, c'è la chiusura. Poi duro colpo qua fra la Medica, che si becca anche il giallo. È il primo ammonito del match per questo fallo. La Medica, entrato senza intenzione di fare male, però in maniera molto decisa, ha fatto volare letteralmente per aria, troppe L. In questo caso il numero 20 Bon, che però si è rialzato prontamente. Protesta un po' Calaia, si fa sentire con la sua enorme personalità, il capitano della Val Capoggese. La Medica, maglia numero 22, primo iscritto nel taccuino dei cattivi. Palla recuperata dalla Val Capoggese, calcia da lontano e trova l'angolino basso per la rete del 2-0 con una conclusione di precisione chirurgica. Gaglio, 2-0. Ha preso la mira da quasi 15 metri, ha sparato la parte bassa alla destra di Bastini, che si è tuffato ma non ci è arrivato. Gaglio è 2-0 dopo 8 minuti e 11 secondi. E chiama time out mister Alemão. Vede che qualcosa non va nella sua squadra. Sembrava aver reagito alle prime difficoltà in avvio di partita, ma la Val Capoggese ha saputo far male di nuovo dopo straface. Gaglio è 2-0. E allora ha provato a rimettere ordine nella sua formazione mister Alemão. Il Team Giorgione sotto 2-0 è ovviamente ciò che più conta nell'aggregate, nella sommatoria, con il match di andata con il 9-8 in favore del Team Giorgione nella partita di andata. Adesso è avanti complessivamente la Val Capoggese di un gol. 2 reti che fanno mettere il muso avanti alla squadra emiliana. Attenzione però a questo piazzato, l'abbiamo detto in fase iniziale. C'è Senna che è molto pericoloso col mancino, lì però oggettivamente o un destro a calciare o un tocco di un destro per un sinistro a calciare di seconda nel cuore del campo. Vediamo la scelta che attuerà Vecchione, c'è lui sul pallone, sistema con molta cura la barriera davanti a sé. Bentivogli, eccolo qua Senna. Non mi sorprende vederlo arrivare vicino al pallone. Senna chiede aiuto al direttore di gara per evidentemente qualche tifoso un po' rumoroso e a suo dire troppo fastidioso. C'è Calaia che da buon capitano prova a rimettere ordine. Qualche agitazione in tribuna. Sono anche tanti bambini, tante famiglie, quindi mi auguro e sono convinto che dopo un pizzico di nervosismo, diciamo così, comprensibile, purché resti assolutamente nei limiti, tutto torni immediatamente nella norma. E allora Vecchione sulla palla, Senna
qualche metro dietro. Si attende il fischio del direttore di gara. Sfila via Vecchione, va Senna, ci prova direttamente con la punta, cerca l'angolino più lontano, palla ribattuta. In seconda istanza arriva anche il tiro di Bon. Murato anche lui. Palleggia il Giorgione, l'anticipo di Calaia, prova a scalare le marce ma Leo Senna lo ferma, contropiede, palla messa dentro, non calcia qua Vecchione, cerca l'assist furbo scaltro ma la linea di passaggio è chiusa, deve accontentarsi del calcio d'angolo. Palla fuori, Senna, stop, prende la mira e ci prova, di nuovo transennato però il suo mancino, non c'è spazio. Rimessa laterale, però sicuramente è entrata in campo dopo il time out con più vigore la squadra di mister Alemao. Time out è stato sicuramente un mix fra tattico e psicologico e mentale, scuotere i suoi ragazzi che sono sotto di un gol complessivamente, 2 in questa partita, ma dopo il +1 strappato in extremis all'andata l'aggregate è -1 per il Team Giorgione, +1 per la Val Capoggese. Bentivogli dal collega e rivale Bastini che a sua volta lancia nella metacampo avversaria, c'è spazio per Bon, cerca di sterzare, entrare dentro al parquet, ottiene la rimessa laterale. Ci avviciniamo a metà primo tempo, Straface e Gaglio i marcatori delle 2 reti segnalate ovviamente in sovraimpressione nel nostro scoreboard. Bon pressato, scarica all'indietro, Bastini alza la testa, prova a servire Rosca, maglia numero 7 in campo da qualche istante, pallone troppo largo, irraggiungibile. L'anticipo di De Chiara, altro neoentrato, poi lotta come suo solito fare. Calaia cerca di crearsi un'autostrada, butta giù tutto fallosamente. Calcio di punizione per il Team Giorgione. Avete sentito il suono della sirena e quindi è già arrivata a quota 5 falli la Val Capoggese, esaurito molto presto il bonus. E con un tiratore come Leo Senna è un fattore di cui assolutamente tenere conto fino all'intervallo. 5-2 i falli. Siamo proprio ora a 10 minuti dal termine del primo tempo. Palleggia il Giorgione. De Chiara cerca una linea al centro che non c'è, allora giro palla. Palla in avanti con ancora il guizzo provato da Rosca. Mette il pallone dentro, chiude bene Quacquarelli in ripiegamento difensivo. Tiene una rimessa laterale che è quasi un corner il Team Giorgione. Palla fuori, lo stop di De Chiara, ci ripensa ancora in impostazione, viene incontro Rosca, apre il gioco, Senna cerca la verticalizzazione ma il passaggio è impreciso, non può arrivarci su questo passaggio in parallela il numero 7 Rosca. Rimessa laterale per la Val Capoggese che sta difendendo molto molto bene. Palla persa e allora Jimenez cerca di fare tutto da solo, viene fermato, ottiene comunque la rimessa laterale, appoggia all'indietro per Straface, va da solo Straface, palla dentro, interessante il sinistro, palo clamoroso della Val Capoggese, vicinissima al terzo gol la formazione di Andrić con questa bella iniziativa di Straface, il sinistro se non ho visto male di Quacquarelli che ha baciato la parte interna del palo e poi è stato risputato fuori. Se l'è cavata con un brivido gigante il Team Giorgione che ha rischiato di andare sotto di 3.
Ancora Team Giorgione con il pallone difeso da Mufadal, è tornato in campo, palla strappata via da Kalaja, si accentra, scarica per l'inserimento, il tiro da parte di Quaquarelli, blocca in due tempi Bastini. Squadre che iniziano ad allungarsi, mi aspetto altri gol, non ci si risparmia, ci si affronta a viso aperto, si cerca più l'uno contro uno, si forza maggiormente la giocata e ovviamente si presta il fianco alla ripartenza altrui. Fa molto caldo nel match di andata, a metà secondo tempo sono ovviamente affiorati, spuntati come funghi i crampi. Qua Kalaja fa tutto bene, poi decide di calciare, ma trova l'opposizione da parte di Bastini, decisivo nel negare il 3-0 alla Balca Poggese. Poteva passare la palla a Jimenez tutto solo sul secondo palo e su quell'eventuale tentativo difficilmente Bastini avrebbe potuto dire la sua. Qui se l'è mangiato il gol la Balca Poggese, aveva fatto tutto alla stragrande Capitan Kalaja, ha abbassato la testa e ha visto troppo tardi, dopo aver calciato, il suo compagno libero sul secondo palo. Infatti si è disperato lui per primo, ha capito che quel pallone forse era meglio passarlo. Si resta sul 2-0, rimessa laterale ancora Balca Poggese che quando viene avanti, quando affonda fa molto male. Kalaja, botta, murato da Stefani, lo prende lui in consegna a Kalaja, eccolo qua che va in marcatura, si gira Kalaja, ma Stefani fa ottimo lavoro in seconda istanza. Ripartenza a Team Giorgione con De Chiara che alza la testa, cerca un compagno comodo, Mufadal taglia, la palla arriva invece da Stefani, contrasto, straface la scippa, quindi Kalaja ci mette il fisico, prova a scappare via, butta giù l'avversario senza fare fallo. Dopo aver cercato il dribbling Kalaja viene ammonito, sono diverse le occasioni in cui ha protestato con l'arbitro, allora dopo i richiami verbali passa al cartellino giallo signor Maurizio Barcio della sezione di Cosenza. Secondo ammonito del match e anche il secondo ammonito della Balca Poggese dopo la medica, anche Kalaja, il capitano, che poi va a prendere un po' di ossigeno in panchina, così come Straface. (7:36) al termine del primo tempo, 2-0 Balca Poggese, un risultato che sta benissimo alla squadra di Velimir Andrić, se non fosse che manca una vita alla fine, quindi impossibile rilassarsi. Rimessa laterale effettuata dai padroni di casa, lancio in avanti di testa, la palla viene schizzata verso Bastini, subito la sfera rimessa in campo, ma dopo una deviazione termina fuori. Sulla palla va De Chiara, il tocco corto per Stefani, ancora De Chiara, cerca spazio sulla destra, il dribbling è secco, la palla però non riesce a tenerla dentro il recinto di gioco, se la trascina fuori, concede la rimessa laterale alla squadra emiliana. Ricordo ancora, si gioca al Palarino di Sant'Agostino in provincia di Ferrara, perché la formazione della provincia di Bologna, appunto la Balca Poggese, non ha la disponibilità del Palavaricella, teatro delle sue partite casalinghe per tutta la stagione, tranne semifinale e finale playoff. Cerca di giocare dove non ci sono centimetri, dove non c'è spazio il team Giorgione, guadagna un buon fallo l'autore del 2-0 su cui ci troviamo, Gaglio. Punizione battuta, intervento in scivolata di Stefani ad anticipare lo stesso Gaglio. 5-3 i falli. Bucata, ancora Gaglio, spara alla porta, cerca l'aiuto di Jimenez che chiacchiera col pallone, poi lo accomoda all'indietro per Bentivogli, in avanti, sta facendo un lavoro difensivo ottimo nel cuore di questo primo tempo Stefani. C'è bisogno anche della sua fisicità, la sua intensità nelle marcature sui giocatori si mettono in posizione di pivot della Balca Poggese. Ora viene in avanti, appoggia il pallone per Tilal,
quindi prova ancora un dribbling De Chiara, fermato, rimessa laterale per il Team Giorgione. Insegue il gol del 2-1 la squadra di mister Alemão. Stefani, De Chiara, pallone di ritorno, Stefani riesce ad andare al tiro, ma eravamo ormai prossimi alla linea di fondo campo. Il massimo che può ottenere è una deviazione, quindi il corner per il Team Giorgione. C'è Tilal sul punto di battuta, ma aspetta i cambi della sua panchina. C'è Cachero che è entrato in campo con la maglia numero 9. De Chiara si coordina bene, calcia la ribattuta di Bentivogli. Ottima soluzione volante da parte del numero 6 in maglia bianca, ma buonissima anche la risposta di Bentivogli, concentrato, attento, reattivo. Gioca il pallone il Team Giorgione. De Chiara al tiro, però troppo debole per creare pensieri a Bentivogli. Lancia lungo, ancora una volta però non trova nessun compagno, anzi stava arrivando sulla palla con grandissima velocità Di Mauro, però ha commesso fallo. Attenzione perché anche la Balca Poggese è arrivata a quota 4. No, pardon, la Balca Poggese aveva esaurito il bonus falli e quindi quello di Di Mauro è un fallo pesante perché manda al tiro libero il Team Giorgione e vedete Stefani e non Leo Senna, come mi sarei onestamente aspettato, al tiro. Il numero 2 Stefani alla palla del 2-1 su tiro libero, dischetto dei 10 metri senza barriera. Stefani contro Bentivogli. La rincorsa, il destro e la rete! Accorcia le distanze Stefani, ovvero pareggia complessivamente i conti. 2-1 del Team Giorgione. Stefani non perdona su tiro libero, trova l'angolino alla sinistra di Bentivogli e nell'aggregate siamo 10-10 e chiama subito time out mister Andrić. e 33 all'intervallo. Eccolo qua, Velimir Andrić che dà istruzioni ai suoi giocatori. E allora si riprende il gioco dopo il time out chiamato da Andrić. Time out arrivato dopo la rete del 2-1 di Stefani, che ha dimezzato il gap e allo stesso tempo ha ristabilito la parità nell'aggregate, nel punteggio complessivo, quello che più conta. Mentre avete visto è stato anche ammonito Leo Senna per questo fallo. Terzo cartellino giallo estratto in questa gara. Vediamo ancora il 4 sul tabellone elettronico, ma in teoria dovrebbe essere il quinto fallo del Team Giorgione. Forse ho sbagliato il conteggio prima. Comunque 4 falli a carico del Team Giorgione, ha esaurito il bonus invece la Balca Poggese. Sul pallone c'è
Calaia. La rincorsa e la botta potentissima, deviazione in calcio d'angolo da parte di Bastini. Palleggia la Banca Poggese con Calaia sulla fascia per Jimenez. Corre Jimenez che cerca lo spunto, si accentra, prova il tiro da fuori. Bastini deve distendersi alla sua destra, manda in calcio d'angolo. Palla forte dentro, ribattuta. Calaia. Jimenez. Pallone allontanato senza pensarci troppo. Che tocca addirittura il soffitto del Palarino di Sant'Agostino. Rimessa laterale per la Banca Poggese. Azione prolungata, Leo Senna di testa, la palla che arriva da De Generi, c'è la spinta però. Spinta di Calaia. Si arrabbia anche mister Andreic. Si arrabbia a Calaia, ma lui deve stare molto attento perché è già ammonito. Si arrabbiano un po' tutti, sponda Banca Poggese. Ancora tiro libero per il team Giorgione. E allora il film si ripropone. Stefani contro Bentivogli. Nella circostanza precedente il duello l'ha vinto Stefani. Vediamo come andrà a finire adesso la rincorsa. Il destro di Stefani, ancora rete, cambia angolo, non cambia il verdetto, anzi la sentenza è 2-2. Stefani non perdona dai 10 metri. Parità nel match ristabilita. Team Giorgione che torna +1 nel complesso. Ammonito Andrić in panchina perché ha continuato a protestare. Abbiamo visto, l'avete visto sullo sfondo. A 4:38 dalla fine del primo tempo è 2-2. Complessivamente 11-10 per il team Giorgione. Attenzione alla medica, prende la mira, calcia, 2 deviazioni, poi allontana lo stesso Stefani. È salito in cattedra su queste soluzioni da fermo dai 10 metri. Rimessa laterale effettuata dalla Banca Poggese. Calaia prova a girarsi, cade a terra. Il giallo è per Stefani. Il calcio di punizione invece per la Banca Poggese. Se l'è guadagnata il capitano. Suona la sirena adesso, sì. È quinto fallo anche per il team Giorgione. Alla prossima scorrettezza sarà tiro libero anche per la Banca Poggese. Ma seguiamo questo calcio di punizione perché siamo a un passo dal limite dell'area di rigore, un passo dall'area di rigore, 7 metri neanche dalla porta difesa da Bastini, e lì ovviamente il quintetto di mister Andrić può far male. Entra Straface che su calcio di punizione l'aveva sbloccata. E ovviamente, vista la distanza ravvicinata, ne sistema 3 in barriera, in questo caso Bastini. Di Mauro aperto sulla destra, Jimenez aperto sulla sinistra, Straface, Calaia. L'appoggio per Di Mauro, sinistro, parata di Bastini, poi Calaia, doppio tentativo, rete!
torna avanti la Banca Poggese. Jimenez, non poteva mancare la sua firma. È 3-2, è parità assoluta nel complesso delle due finali playoff di Serie B. Jimenez a 4 minuti e 3 secondi dall'intervallo fa 3-2. Palle inattive decisive anche in questo incontro di ritorno. Esplode il pubblico di casa, fa festa per il nuovo vantaggio e per la parità assoluta ritrovata. Tilal, palla forte sul secondo palo dove sbuca Bon, ma trova la grandissima parata di Bentivogli. Se non ho visto male eravamo un po' impallati su questa azione, insiste però Leo Senna, prova il tiro, poi l'imbucata, Calaia prova a far ripartire i suoi compagni, la velocità di Di Mauro, l'uscita tempestiva di Bastini. Il match si è infiammato e adesso è davvero spettacolare. Pubblico che rumoreggia un po' alle spalle del direttore di gara. C'è anche il commissario di campo, l'abbiamo visto inquadrato nei pressi del corner a vigilare un po', a dare una mano. Corner, palla dentro, l'anticipo in extremis su Di Mauro, poi il pallone buttato più lontano possibile direttamente da Bentivogli. Quindi Jimenez ha messo la sua firma, 6 gol in 2 partite di finale. Sbaglia però l'appoggio per la Medica, rimessa laterale, batte rapidamente Tilal, l'appoggio dietro, ancora Tilal, prova a puntare il suo diretto marcatore Di Mauro. Tilal cerca un varco, mette dentro, palla riguadagnata dalla Banca Poggese, la puntata di Calaia dentro al campo un po' da brividi. Ancora Calaia, difende sulla pressione avversaria, ottiene la rimessa laterale, battuta, palla in avanti, Di Mauro in scivolata, ci prova, trova comunque, forse non si è accorto neanche lui, la deviazione non perfetta da parte di Bastini, che di fatto regala un calcio d'angolo alla Banca Poggese. Fiammate adesso in questa parte finale di prima frazione. Ricordo che se il punteggio dovesse essere come quello attuale, ovvero con un gol di vantaggio della Banca Poggese, si andrebbe ai supplementari. In caso di aggregate pari si andrebbe ai supplementari, poi eventualmente in caso di ulteriore parità complessiva ci sarebbero i calci di rigore. Calcio d'angolo per la Banca Poggese, palla fuori, Calaia si mette a spalla alla porta, tocco fuori, la Medica, le sue sterzate, poi ricomincia da Bentivogli, lanci in avanti, la Medica la mette giù bene, ancora Calaia, cerca l'assist per il destro di Di Mauro che ha la palla del 4-2 ma la manda sull'esterno della rete. Subito il rilancio di Bastini, troppo lungo, nulla di fatto né sull'occasionissima di Di Mauro né su questo pallone lanciato dal portiere dei Veneti. Ottimo l'anticipo di Leo Senna, prova a rilanciare in avanti i suoi, c'è superiorità parziale, palla forte, Bentivogli si tuffa e neutralizza. Ottimo l'assist di Leo Senna, poi il tentativo dalla destra, rimessa laterale, c'era pronto sul secondo palo Capitan Tilal. Ancora Leo Senna, palla dentro, mamma mia che parata ha fatto Bentivogli, l'ha battezzata prima in spaccata e poi se l'è ritrovata lì, ma guai a parlare di fortuna. Questa è una super parata di Bentivogli, clamorosa, ha cancellato dal referto un gol già scritto, quello del Trepari. Ora contropiede, Calaia davanti a Bastini, destro, e Bastini non è da meno, nega il Trepari al Team Giorgione. Come all'andata è implosa dentro al contenitore del Palarino di Sant'Agostino questa finale playoff tra Banca Poggese e Team Giorgione. Difesa da rivedere, qua viene perso Calaia, palla dentro e il gol! Il gol della Banca Poggese è un'autorete sfortunata di Vecchione, l'ultimo tocco dovrebbe essere il suo. 4-2, vola di nuovo sul +2, ovvero sul +1 complessivo, e questa è la canzone che vi cantiamo a 1:58 dalla fine del primo tempo. Autorete di Vecchione sull'ottima iniziativa di Calaia. Banca Poggese che rimette il muso avanti.
Deve di nuovo inseguire il team Giorgione. Più 2, pari più 2. Se non sbaglio l'andata era andata esattamente così. O qualcosa del genere. Ci prova Leo Senna, palla fuori. All'andata 1-0, 1-1, 1-2, 2-2. Poi 2-3, 2-4, 3-3, 4-4. Poi 5-4, 6-4, 7-4, 8-4. 8-5, 8-6, 8-7, 8-8. E Vecchione ha firmato il 9-8. Partita che a non vederla viene da pensare, come qualcuno ci ha scritto dopo la partita, se si era giocato sempre a portieri volanti. 17 reti in una finale playoff è davvero una rarità. E sono già 6 in questo primo tempo del match di ritorno. Rimessa laterale per il team Giorgione, 80 secondi all'intervallo adesso. Palla in banda, la lavora Rosca, apre per De Chiara. Ancora un cambio fronte, Tilal pressato, appoggia all'indietro, deviazione di Di Mauro, rimessa laterale per la squadra in maglia bianca. Mister Alemao che si sta accendendo con i suoi ragazzi, vuole più energia, più intensità, perlomeno a interpretare la sua gestualità. Ottima la giocata di De Chiara, ma la sfera ha varcato la linea del lato lungo. Non è d'accordo De Chiara, che voleva semmai la rimessa laterale, invece no, è per la Balca Poggese. Ultimo minuto del primo tempo. Jimenez punta e scarica, pallone imbucato. Ottimo lavoro di Gaglio, ma Bastini gli arriva addosso, si francobolla, quindi Tilal cerca di sgusciar via. Malinteso però tra Bentivogli e la Medica, rimessa regalata al team Giorgione, uno degli ultimi attacchi del primo tempo. Rosca, dribbling, non può calciare, appoggia per Tilal, capitano ricomincia dietro, De Chiara, Leo Senna, De Chiara, difesa schiacciatissima per la Balca Poggese, allora cerca di affondare il team Giorgione. Leo Senna, le finte di Tilal, ancora il giro palla con De Chiara, vuole puntare su Gaglio, alza la mano De Chiara a richiamare l'attenzione dell'arbitro per invocare un calcio d'angolo accordato. Corner per il team Giorgione. Pallone fuori direttamente da Bastini, deve ricominciare la squadra di Alemao. Verticalizzazione in tuffo, la fa sua Bentivogli che poi prova il tiro a un secondo dalla fine. La palla arriva nell'area avversaria ma suona la sirena sul pallone bloccato da Bastini. Le squadre vanno al riposo. Siamo 4-2 per la Balca Poggese sul team Giorgione. Risultato che sommato al 9-8 in favore dei veneti dell'andata vede la Balca Poggese avanti di 1. Qualche minuto di pausa e poi ci ritroviamo qua dal Palarino di Sant'Agostino per il secondo e forse decisivo tempo. A fra poco.
Di nuovo in diretta dal Palarino di Sant'Agostino per il secondo tempo della finale playoff di Serie B fra Val Capoggese e Team Giorgione. Si riparte dal 4-2 in favore della Val Capoggese, che vedete in campo, se vi siete collegati solo da pochi istanti, in divisa nera ai danni del Team Giorgione, che quindi ovviamente vedete con la divisa bianca. Un 4-2 che vuol dire però +1 in realtà per la Val Capoggese nel complesso, nella sommatoria delle reti fra match di andata e sfida di ritorno. Una settimana fa, infatti, lo ricordiamo per l'ennesima volta, il Team Giorgione ha avuto la meglio di un gol nel finale. Il gol di Vecchione ha regalato un pazzo 9-8 alla squadra di mister Alemao. Da lì si è ripartiti in questo caldissimo pomeriggio qui al Palarino di Sant'Agostino, e la Val Capoggese con 2 reti di vantaggio dopo il primo tempo è avanti complessivamente quindi di 1. Team Giorgione è chiamato a rimontare almeno una rete, lo ricordiamo anche in questo caso per questo discorso per l'ennesima volta. In caso di parità nella sommatoria ci sono da regolamento i supplementari, e poi qualora la parità sommata dovesse protrarsi ci sarebbero i calci di rigore. Primo contropiede tentato dalla Val Capoggese in questa ripresa, cancellato dall'intervento difensivo del Team Giorgione, che si difende ancora però sul tiro di Jimenez, che è stato un po' in ombra rispetto alla gara di andata in cui si è scatenato con ben 5 reti. Dicevo, è stato un po' in ombra nel primo tempo, ma comunque sia la sua firma importantissima l'ha messa con il gol del momentaneo 3-2 prima dell'autorete sfortunata di Vecchione sulla ripartenza di Calaia, che ha fissato il 4-2 di prima frazione. C'è il primo fallo di questo secondo tempo, ma in realtà è un calcio di punizione indiretto, quindi che non va conteggiato nel tabellone delle scorrettezze. Si riprende però con il gioco da fermo e il piazzato effettuato dalla formazione di casa. Primo minuto che se ne sta andando senza reti. Questa è una notizia, lo sapete, vista la mole incredibile di gol a cui stiamo assistendo fra andata e ritorno fra queste due contendenti, che badano quasi esclusivamente ad attaccare, un po' meno a difendere, e i risultati lo testimoniano. Lancio lungo insidioso all'interno dell'area, poi il fallo, ma lascia correre il direttore di gara, poi interviene in scivolata anche Bentivogli. Punizione accordata in seconda istanza. Bentivogli che si accerta delle condizioni dell'avversario Mufaddal. Calcio di punizione in favore del Team Giorgione. Sul pallone Tilal, che non sembra intenzionato a calciare, infatti sfila via. Non c'è barriera. Ci si mette Calaia, la rincorsa e il tiro da parte di Stefani, che ha dimostrato dai 10 metri di avere un'ottima conclusione. Si arrabbia un po' in questa circostanza Bentivogli, non ha voluto piazzare la difesa la squadra di mister Andrić, ha rischiato grosso perché Bentivogli l'ha deviata, ma la palla ha viaggiato in orizzontale molto pericolosamente su questa conclusione dalla distanza. Se l'ha cavata con un po' di paura e basta la squadra emiliana. Insiste il Team Giorgione con Leo Senna. Palla per Stefani, ancora Leo Senna, va in verticale, capisce tutto Calaia, concede comunque la rimessa laterale agli avversari. 1 minuto e 38 trascorsi, si resta sul 4-2. Ci prova Leo Senna, palla in area, una leggera trattenuta ai danni di Mufaddal, non sufficiente secondo gli arbitri a sanzionare una irregolarità, una scorrettezza. Si gioca, Calaia prova a girarsi, arriva lo stesso Mufaddal, la meglio Calaia che poi prova l'assist, ci mette lo zampino, la palla schizza via, straface, apre il gioco e allora Jimenez si accentra, prova la verticalizzazione, capisce tutto Stefani, che poi parte palla al piede, il dribbling secco, superiorità, Stefani davanti al portiere, la manda fuori. Incredibile occasione creata e poi sciupata da Stefani. Non lo si può rimproverare, ma certamente va annotato che questa è una palla gol sprecata, mandata a lato da ottima posizione, a coronamento di un'ottima azione.
alla parte opposta, si gira e calcia Kalaja, contrastato dallo stesso Stefani, che è tornato immediatamente nella sua posizione di centrale per marcare e portare più fastidio possibile a quel colosso che è Kalaja. Strafaci cerca di beccare il suo capitano, però è troppo largo, irraggiungibile. Rimessa per il Giorgione. Tilal, Bastini, Ciolungo, Bentivogli con le mani aperte, proteso in avanti, manda in fallo laterale. Pallone alzato, deviazione, ho visto bene? Mi sembra di sì, corner. Ancora una palla alzata, Stefani non interviene. Non riesce a trovare la coordinazione giusta, rimessa per la Banca Poggese, si smarca Jimenez, attenzione che può puntare a metri e tempo giusti, Jimenez si accentra, calcia e segna! Non si possono lasciare metri a Jimenez per puntare perché è devastante, tocca ma non respinge Bastini e la Banca Poggese vola sul 5-2. Jimenez. Grande Iker, urlano dalle tribune, forse l'avete sentito in sottofondo, il nome che porta sulla maglia, il nickname col quale Jimenez si fa chiamare dai suoi tifosi e dai suoi amici più stretti. Doppietta per lui e fortuna che era un po' in ombra. Jimenez trova sempre il modo di graffiare. E adesso per la prima volta c'è il mini solco creato dalla Banca Poggese, perché le reti di vantaggio complessivamente nelle due partite sono 3, ma non facciamo in tempo a finire la frase che Tilal si rende pericoloso e può annullare quanto stavamo dicendo, quel concetto. +2 complessivo, +3 in questo match. Si gira Kalaja, Stefani deve tirare fuori tutta l'artiglieria, fra virgolette, per contrastare il 78 della Banca Poggese. Quindi Jimenez sul punto di battuta, palla fuori, Strafaci, Jimenez allarga il gioco, Kalaja, Strafaci, Jimenez si mette fronte porta, non riesce a dribblare, Strafaci, il pallone alzato, colpito male, messa laterale per il team Giorgione. Stefani, serve una reazione alla squadra di Alemão, prova il dribbling con tunnel, Leo Senna scivola, concede un contropiede, attenzione ancora Jimenez, l'appoggio per Kalaja, ma cosa ha fatto Stefani? Cosa si è inventato? Poi cade a terra, forse un po' spinto a rimorchio, credo fosse qua Quarelli, mentre c'è il cartellino rosso per Jimenez. Non ho visto cosa ha combinato Jimenez, però viene espulso. L'arbitro non ci ha pensato su troppo, ha estratto il cartellino rosso ai danni di Jimenez. Vediamo a terra un giocatore del team Giorgione molto dolorante al volto. Forse un colpo ai danni di Stefani. Mi sembra Stefani a terra. Di certo deve giocare in uno in meno adesso la Banca Poggese. Espulso un protagonista assoluto di questi playoff, più che di queste oltre che di queste finali playoff. Lo spagnolo Jimenez l'abbiamo elogiato pochi istanti fa per le sue giocate. Qua se Stefani non sta fingendo, e vista anche la decisione del direttore di gara e il ghiaccio necessario, mi sembra tutto tranne che una tesi, un'ipotesi plausibile, ma non ho visto, quindi non posso giudicare in maniera compiuta. Come voi che state seguendo da casa, anche io posso solo ipotizzare, stavo seguendo il gioco e non ho visto il colpo, l'eventuale colpo, perdono. Di certo invece è un dato oggettivo che Jimenez non può giocare più
questa finale, finisce qua la sua stagione, potrà solo fare il tifo, eccolo qua in tribuna, può solo fare il tifo per la sua squadra dalla tribuna. Il folletto spagnolo in maglia numero 26 perde un pezzo importante, importantissimo, un pezzo pregiato questa finale, e in particolare la squadra di Mister Andrić. E ovviamente c'è superiorità di cui vuole approfittare il Team Giorgione per accorciare le distanze. 2 minuti effettivi a partire da 16 e 20 secondi. Giro palla destro e primo intervento da parte di Bentivogli. E ovviamente sarà chiamata agli straordinari in questi 2 minuti, probabile. Leo Senna, finta, assist, palla alzata di testa, palo, incredibile! Sull'assist delizioso da parte di Leo Senna, il palo a distanza veramente ravvicinata, colpito dal Team Giorgione, con l'impatto da parte di Capitan Tilal. Insiste ovviamente, affretta i tempi, anche un po' di frenesia per il Team Giorgione, mentre Leo Senna con esperienza dice calma, serve lucidità. Eccolo qua il 19, in orizzontale, il controllo non perfetto da parte di Vecchione, il cambio gioco sbagliato, rimessa laterale per la Bacca Poggese. Esulta il pubblico per ogni palla riconquistata in inferiorità numerica, ovviamente c'è la gioia per la squadra e il pubblico emiliani. Calaia perde palla, prende la mira e calcia Vecchione, ci mette le mani Bentivoglia, altra parata, 2 interventi e un palo. Questo è il bottino del Team Giorgione in superiorità numerica. Leo Senna, Stefani, Senna, finte, destro, murato. La palla andava fuori, contropiede della Bacca Poggese, accelera Gaglio, prova il tiro, palla fuori, ci ha messo le mani però Bastini. E ovviamente quando ti schiacci così per cercare il gol rischi anche di prendere ripartenza, come in questo caso. Bentivogli, pallone alzato, bene di testa Gaglio, appoggia all'indietro, guadagna secondi preziosi la formazione emiliana, lancia in avanti, il pallone fuori. Gaglio che deve tornare rapidamente a difendere, Tilal effettua la rimessa, Stefani, ancora 22 secondi a disposizione, forse l'ultimo attacco, Senna, Stefani, destro, anzi sinistro, palla fuori. Non riesce ad accorciare le distanze, in superiorità il Team Giorgione. Bentivogli andrà al rilancio, palla verso Gaglio che la mette giù, poi arriva Quacquarelli, palla persa, grande chance, chiude tutto ancora Bentivogli, applaude Andrić. Ultimi istanti di superiorità. Senna, finta, tocco dietro, eccolo qua che rientra in campo e ruba palla di Mauro e lancia addirittura il contropiede. Gaglio, finta, Stefani si immola in scivolata, riesce anche a servire il compagno, poi c'è il fallo ai danni di Tilal. Passa il tempo, la posta in palio è sempre quella ma pesa di più. Pubblico che ovviamente protesta un po' per pulire quello che forse sentite arrivare nelle casse del vostro dispositivo, computer, tablet, televisore, non lo so. Però qualcuno sponda Bacca Poggese sta protestando in maniera colorita e veemente. Calcio di punizione per il Team Giorgione che sotto 5-2 deve segnare almeno 2 reti per tornare dentro questa finale playoff. Esce Leo Senna, torna sul parquet De Chiara.
Eccolo che riceve sulla destra sotto la nostra telecamera. De Chiara, palla in fascia e ricominciare all'indietro il Giorgione con Bon che allarga il gioco, quindi giro palla coinvolge Rosca. Ancora De Chiara, le sue finte, prova il tiro però colpisce male, non c'è deviazione, palla fra le braccia di Bentivogli, riparte De Chiara, pensa al tiro, non trova il tempo e lo spazio giusto, quindi arriva a supporto Vecchione sulla sinistra, le finte di Rosca che torna da Bon, difesa bassa e chiusissima quella della Balca Poggese che vuole ovviamente mantenere il doppio vantaggio per poi provare a punire in contropiede. Vecchione, Rosca, le finte, ancora Vecchione, malinteso, rimessa laterale per la Balca Poggese. Bentivogli, palla direttamente oltre la linea di fondo campo opposta e quindi Bastini per De Chiara, ci prova ancora De Chiara, un'altra volta mira imprecisa, sta scaldando il sinistro il numero 6 del team Giorgione. Con la difesa bassa ovviamente il tiro da fuori diventa una soluzione valida. Quacquarelli, la medica, Bentivogli, l'anticipo di Vecchione, quindi De Chiara, fermato da Quacquarelli, rimessa laterale, ormai il film, il copione si ripete da diversi secondi se non minuti. Si accentra e calcia ancora una volta, stavolta ci ha provato Rosca, palla fuori. Contropiede la medica davanti a Bastini, colpisce male, cicca letteralmente il sinistro. Ottima chance in transizione da parte della Balca Poggese. Palla contesa, poi Rosca accelera, prova ad allungarsi, ottiene il massimo, una rimessa laterale in zona avanzata, il numero 7 lascia la battuta a De Chiara, rimessa laterale però battuta male e quindi c'è il cambio. Solito lancio lungo della Balca Poggese che non vuole rischiare nulla nel giro palla. Vecchione, De Chiara, chiude Quacquarelli, interviene però Bon, quindi Di Mauro, siamo dalla parte opposta, 3 contro 2, Di Mauro, gran parata di Bastini, gran parata di Bastini che tiene a galla la sua squadra, questa spaccata un po' in controtempo. Non cede solo il calcio d'angolo al quintetto emiliano. Si fa incontro Quacquarelli, calcia, contrasto, il pallone resta lì, ci riprova Quacquarelli, sfera che termina fuori, Bastini lascia lì vicino per Bon, De Chiara accelera, verticalizza, viene fermato dalla medica, sempre prezioso il 22, quindi Rosca trova un pertugio la formazione di mister Alemao, cerca di stanare gli avversari. De Chiara ne punta 2 in una volta sola, cambia gioco, tiene il pallone in campo, anzi no, e forse è un bene per il Giorgione che la sfera non sia rimasta in campo, altrimenti c'era potenziale contropiede. Mentre avete visto nel contrasto è rimasto colpito e poi dolente Di Mauro, serve l'intervento dei sanitari. Ricordo ancora
espulso Jimenez qualche minuto fa. È più serio del previsto per Di Mauro, non ho capito se è caduto male o se sono crampi o cos'altro. Il massaggio nei pressi del ginocchio destro, cosiddetto test del cassetto per scongiurare guai maggiori. Ovviamente speriamo per il 96 che si tratti solo di una botta o di un dolore temporaneo. Gioco ripreso, 11 minuti e 10 alla fine di questa partita, o meglio alla fine dei 40 minuti di questa partita. Basteranno, lo dobbiamo capire in questo lasso di tempo. Siamo sul 5-2 per la Balca Poggese, che dopo aver perso 9-8 l'andata ha costruito il +2 complessivo grazie al 5-2 fino a questo momento. Mentre in campo per la formazione in maglia nera c'è anche il numero 34 Biondi. Classe 2009. Leonardo Biondi, il più giovane in distinta nella Balca Poggese e in assoluto il più giovane protagonista di questo match. Rimessa laterale, insiste il team Giorgione. Guardate a che altezza sta la difesa della Balca Poggese, 10 metri in alcuni casi. Sale un pochino adesso Gaglio. Tilal, finta, scarica fuori Stefani, prova la botta, trova la schiena di Gaglio e quindi il calcio d'angolo. Di nuovo palla fuori. Senna cerca il tiro, ancora ribattuto, quindi dalla distanza Stefani arriva in corsa ma trova l'impatto non ideale col pallone. Siamo dalla parte opposta con la chance per il giovane Biondi, che riesce a calciare verso la porta difesa da Bastini ma viene fermato, quindi Gaglio il suo tentativo di dribbling concede la rimessa laterale a Leo Senna. Dove è il giallo qua Leo Senna per la mancanza di distanza necessaria per giocare, ma non ha fatto in tempo ad andare via Gaglio. Bastini sale un po', Tilal, Vecchione, Leo Senna spostato sull'altro versante, cerca l'imbucata, deviazione velenosa, Bentivogli si lancia per aria, non interviene e allora calcio d'angolo per il team Giorgione. Adesso la partita ha una sceneggiatura molto piatta, molto costante. Team Giorgione che attacca, cerca il tiro spesso da fuori, Balca Poggese che si difende nei suoi 10, 12, massimo 15 metri e riparte, come in questo caso però viene fermato Biondi e allora Leo Senna, l'appoggio per Tilal, finta ma chiude bene Biondi. Questo ragazzo, se sta in campo, non è assolutamente un caso, anzi ha portato tanta energia, tanto atletismo e tanta freschezza alla sua squadra, sta lavorando molto bene. Palla velenosa messa dentro, non ci arriva in questo caso Cachero, maglia numero 9. Mentre Straface discute un po' con uno dei direttori di gara, con il signor Maurizio Barcia della sezione di Cosenza. Attenzione a Gaglio che mette giù il pallone, cambia versante ma non ha tagliato il suo compagno sulla fascia destra. Rimessa laterale per il team Giorgione, esce presto Cachero, insiste con un po' di frenesia il team Giorgione. Leo Senna, l'appoggio, rimorchio, qua l'aveva costruita bene Leo Senna con una finta in contromovimento a ritagliarsi lo spazio per andare a calciare, ma è stato fermato anche in questo caso. 8 minuti e 10 secondi alla fine.
5-2, ovvero complessivamente 13-11 per la Balca Poggese. Le finte di Tilal, Vecchione, Stefani, non calcia, ricomincia, Vecchione, ancora Stefani, di prima, Leo Senna, dentro, cade, Stefani, riparte, Calaia, che ha una vistosa fasciatura al ginocchio destro ed è assolutamente zoppicante, ma stringe i denti il capitano. Vediamo se resta in campo oppure no. Ci prova, anche se zoppica veramente tanto. Destro da parte di Stefani, qui l'aveva lavorata benissimo il numero 2 del Giorgione. Per la prima volta una palla completamente scoperta per calciare da circa 10 metri, ma Stefani non ha trovato lo specchio della porta, si dispera. Gioco spezzettato in questa fase. Leo Senna dentro, Stefani prova a scappare alla marcatura di Straface, la palla si allunga, arriva da Bentivogli che lancia lungo, troppo lungo, non vuole più attaccare ovviamente la Balca Poggese, che forte del +2, vedendo che il team Giorgione non riesce a fargli male, accetta di difendersi e casomai ripartire in contropiede. Destro, anzi sinistro, provato da Vecchione, reattivo Bentivogli, servono ovviamente le sue parate sui tiri dalla distanza avversari. Si ricomincia da Bastini che sale, ci prova lui, la palla deviata da Stefani. Sulla salita di Bastini c'è la deviazione di Stefani, si aggrappa al suo numero 2 il team Giorgione, trova il 5-3, tripletta personale per Stefani e torna a -1 complessivamente il team Giorgione. Ancora e sempre e solo Stefani per il team Giorgione. 2 volte su tiro libero, qua su deviazione è stato molto reattivo sul sinistro di Bastini. Bravo a sua volta a salire. 13 minuti e 11 secondi del secondo tempo, torna a distanza minima il team Giorgione, ad un gol solo di distanza complessivamente, 13-12. Prende fiducia il team Giorgione, cerca di fare tutto da solo. De Generi, tornato in campo con la sua maglia numero 11, ha cercato il dribbling, fermato, rimessa laterale per la Balca Poggese. Straface in avanti, l'anticipo, poi però c'è la medica, fallo fischiato a Vecchione, deve stare attento perché anche lui è ammonito. Fallo fischiato ai suoi danni sul duello, in occasione del duello con Quacquarelli, che con un po' di mestiere si è guadagnato questo piazzato. E adesso attenzione a Straface. Straface parla con Quacquarelli che poi va via, solo il numero 10 pronto alla battuta. Scala Leo Senna. Bastini ha piazzato la barriera, rincorsa di Straface, schema, palla dentro, Bastini ribatte, poi palla allontanata e De Generi riesce a toccare, cade sul contrasto con Straface. Per gli arbitri non c'è scorrettezza, siamo dalla parte opposta, di testa deve intervenire Bastini, la porta è vuota, tenta il pallonetto la medica, non è finita. Quacquarelli davanti a Bastini, Quacquarelli, Bastini risponde presente con il petto. Dalla parte opposta c'è De Generi che cerca una giocata, cade a terra, ben marcato da Straface. Fiammate del match.
Stiamo entrando nella fase decisiva di questa finale dei playoff di Serie B, di ritorno dopo il 9-8 dell'andata in favore del team Giorgione. Viaggiamo sul 5-3 per la Val Capoggese in questo return match. La stanchezza è evidente nei volti, nelle movenze fisiche rallentate di tutti i protagonisti. Straface, resta lucido, appoggia per Quacquarelli, ancora Straface, destro-sinistro, palla fuori, rimessa per il team Giorgione. Bon, gioco dalla parte opposta per Leo Senna, un po' di spazio, l'appoggio corto, chiama il triangolo, la palla di ritorno, Stefani prova a ridargliela ma il pallone è andato fuori. 5-22 alla fine. Leo Senna prova l'assist, Bon, Vecchione, Stefani fermato, arriva l'aiuto però di Bon, viene trattenuto. Quarto fallo della Val Capoggese, già battuto. Il calcio di punizione, Senna si accentra, finta al tiro, Vecchione deve allungarsi per agganciare la sfera, ancora Leo Senna, sfila via Vecchione, si gioca sul fronte sinistro d'attacco, ancora Senna, finta, spazio per calciare, ci prova, fermato da Gaglio. Bon per Vecchione, ancora Bon, cerca di mettere il pallone dentro, allontana la Val Capoggese. 4,5 alla fine. Vecchione, finte di Bon, ancora Vecchione, Leo Senna da destra a sinistra e viceversa, ora sulla sinistra le finte di Bon, Vecchione, Senna entra dentro, Senna, l'assist, Stefani cade a terra, Leo Senna si gioca, episodio dubbio qua, triangolo che si poteva completare, è cascato a terra Leo Senna, sale Bastini, poco fa abbiamo visto il gol così. Vecchione, Stefani dice calma Leo Senna, siamo dentro gli ultimi 4 minuti di gioco. Bon calcia, Murato, ancora Bon alla battuta, fuori per Vecchione, difesa a 10 metri della Val Capoggese, botta da lontano, ribattuta, rimpallata, sempre uguale. Ora Leo Senna che appoggia per il 4, andiamo dal 20, imbucata, l'anticipo, forse il fallo di Leo Senna, si gioca, ripartenza di Gaglio, sgasa sulla fascia, tocca quanto basta Bastini, poi subisce anche fallo da parte di Gaglio. E suona la sirena perché è il quinto fallo della Val Capoggese. 3,17 dentro gli ultimi 200 secondi del match, ha esaurito il bonus falli la Val Capoggese. E c'è ovviamente la protesta sponda emiliana, forse c'è da correggere qualcosa. Fase di proteste, gli arbitri che si confrontano per mettere ordine.
Abbiamo visto uno dei direttori di gara segnalare un fallo cumulativo dopo aver applicato la regola del vantaggio, poi però si sono corretti. C'è ancora da aspettare qualche istante prima di poter riprendere il gioco. 197 secondi al termine. Portiere di movimento per il team Giorgione. Maglia azzurra per De Chiara. Eccolo qua, con la maglia numero 6. Due mancini sulla fascia destra, ovviamente, due destri sulla fascia sinistra. De Chiara. Senna, forte dentro! Le mani di Bentivogli. Ora ogni pallone può essere decisivo da una parte o dall'altra. Vecchione, De Chiara. Cambio fronte. Ancora De Chiara. Senna. Stop, calcia murato da Straface. De Chiara. 2:44 alla fine. Palla in banda. De Chiara, c'è spazio. Schiacciatissima la difesa emiliana. Bon dentro sul secondo palo. Ancora la retroguardia del quintetto emiliano che se la cava con tutte le proprie forze il team Giorgione per segnare il gol che manderebbe la sfida ai supplementari. Con tutte le proprie forze la Banca Poggese a difendere e magari a provare a segnare il gol per scappare sul +2, ma come minimo difendere il +1. E quando parlo di +2 e +1 ovviamente parlo di punteggio complessivo, che è quello che conta. Ancora proteste, gioco molto spezzettato. Qua Quarelli. Straface. Pallone nel vuoto, lo mette molto bene giù il capitano. Tilal in avanti, aspettano il portiere che salga i ragazzi del team Giorgione. Per adesso non avviene. Vecchione. C'è Calaia che invita a salire i suoi, ancora zoppicante, ma gioca Calaia, stringe i denti. Eccolo il portiere di movimento, siamo dentro i 2 minuti, 1:50 adesso. Leo Senna. Bon, palla sull'angolo, messa dentro, palla rubata, Straface può calciare, ci prova Straface, rete! Straface! Porge le orecchie per ascoltare tutto ciò che arriva dagli spalti. Straface fa 6-3, ovvero +2 complessivo per la Banca Poggese. La firma di Straface che aveva aperto il match e che segna un gol pesantissimo, quello del 6-3 a 1 minuto e 41 dalla fine. 101 secondi al termine. +2 complessivo per la Banca Poggese. Deve fare 2 gol adesso il team Giorgione. Vede la Serie 2 la Banca Poggese che ruba un altro pallone. Gaglio si lancia. Gaglio, la porta è vuota. Gaglio sull'esterno. Resta con un po' di ossigeno nella bombola il team Giorgione. De Chiara butta via il pallone, palleggia la Banca Poggese, fa scorrere il cronometro, poi lancia in avanti nel vuoto. De Chiara ormai resta in porta perché non c'è più neanche tempo per far il cambio. De Chiara appoggio corto, può salire il team Giorgione. Palla per Tilal, si accentra, viene spinto con mestiere ma senza fallo. Straface, ancora lui e ancora Straface. Ancora Straface, ancora Straface. 7-3. Scappa via la Banca Poggese con il suo numero 10 che firma la tripletta e segna un gol che può valere la Serie 2. Carriera straordinaria, ricca di soddisfazioni, quella di Straface. Non è ancora finita, ma +4 adesso, -1 all'andata, fa +3 complessivo. Il team Giorgione deve segnare 3 gol in 1 minuto per andare ai supplementari. Ci prova con orgoglio, l'imbucata, De Chiara in area, fermato.
Tiro di Vecchione fermato, ancora porta vuota e ancora gol. E adesso è finita davvero. Adesso è finita davvero. Segna Gaglio la rete dell'8-3. La Banca Poggese ha 2 passi meno un'unghia in Serie A2. 8-3. La firma di Gaglio, che aveva realizzato il 2-0 e adesso fa anche 8-3. Giorgione che non ne ha più, ha forzato le giocate, ovviamente mosse disperate. Banca Poggese che deve far passare questi ultimi 40 secondi. Non molla Tilalla, il capitano, calcia, trova l'opposizione di Bentivogli. Bastini, sale lui, palla al piede, perde il pallone però e allora può provare un'altra ripartenza la Banca Poggese. Stefani avanza, contrastato, rimessa laterale, Bastini, palla in out. Ultimi istanti di questa finale playoff di ritorno, il pallone alzato, Tilalla non vuole saperne di mollare il team Giorgione, giustamente con l'orgoglio, calcia ancora 2 volte, in questo caso De Generi, ottiene la rimessa da fondo campo la Banca Poggese. Ultimissimi istanti del match, lancio di Bentivogli, 10 secondi alla fine. In campo per la Banca Poggese c'è anche il numero 3 Bastelli. Si aspetta solo il suono della sirena sugli spalti del Palarino di Sant'Agostino. Bentivogli lancia via il pallone perché non può tenerla più di 4 secondi. Finisce qui con la Banca Poggese che vince la finale playoff di ritorno per 8-3. E allora il gol di svantaggio subito nel match di andata viene stracancellato. La Banca Poggese segna questa data nel calendario dei ricordi più belli, dei ricordi più dolci, perché è promossa in Serie A2 in questo sabato 30 maggio. Dolcissimo per la formazione emiliana. Onore anche ovviamente al team Giorgione che aveva vinto di un gol la sfida di andata, ma è caduta nel finale di questa sfida di ritorno la formazione veneta. Applausi ovviamente a vincitori e vinti al termine di 2 finali playoff davvero spettacolari. Banca Poggese che vola in Serie A2, una promozione voluta fortemente, strappata con le unghie e con i denti dopo il secondo posto in campionato, così come il team Giorgione. Un lungo cammino dei playoff, prima quelli di girone, poi la parte interregionale, nazionale, una tappa alla volta con gare anche di andata e ritorno ovviamente a livello nazionale fino a questa finalissima, fino a fine maggio. E ora può liberare le braccia in cielo il quintetto di Velimir Andrić, un'altra mattonella di gloria, di gioia, di successo per l'espertissimo allenatore della Banca Poggese. Vedete la coppa della regina dei playoff, di una delle 2 regine dei playoff. Magari adesso fra poco andiamo anche a vedere, a dirvi com'è andata nell'altra finale playoff di Serie B. Di certo una delle promosse è la formazione emiliana con sede a Malalbergo, provincia di Bologna, che quest'oggi ha dovuto traslocare al Palarino di Sant'Agostino per conquistare comunque la promozione in Serie A2. 8-3 in questa partita. Calaia può ricevere dal vicepresidente della divisione calcio 5 Andrea Farabini la coppa che certifica, che va in bacheca e che certifica la promozione in Serie A2. C'è anche la patch che verrà affissa sul trofeo. Ancora qualche istante prima che la Banca Poggese possa stremata festeggiare e urlare tutta la propria soddisfazione. Andrić che invita qualcuno degli spalti a raggiungere il campo. Eccolo qua, Andrea Farabini che sistema la targhetta sul trofeo, la targhetta che recita il nome ovviamente della Banca Poggese.
Eccola qua la coppa che viene consegnata al capitano Calaia e a tutti i protagonisti del team giallo-rosso-nero. Ancora qualche istante e poi l'urlo verrà liberato in cielo. 3, 2, 1, la Banca Poggese è promossa in Serie A2. Battiamo le mani anche dalla nostra postazione alla formazione guidata da Velimir Andrić e siamo davvero in conclusione con la festa insieme ai tifosi della Banca Poggese. Siamo davvero in conclusione di questa avvincente finale playoff e stagione di Serie B. E allora anche da parte mia, da parte di Matteo Magnarelli, il grazie per essere stati al nostro seguito come sempre sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella perché ci sono ancora i playoff di Serie A da seguire fino in fondo, fino a fine giugno, per decretare la squadra tricolore 2025-2026. Grazie ancora da Matteo Magnarelli e come sempre alla prossima, ciao!